Eccellenza, stasera si inaugura la scuola all'impegno socio-politico della diocesi di Pozzuoli. L'importanza di una scuola di questo tenore per i credenti cattolici italiani e della diocesi di Pozzuoli in questa cosa. È un momento importante per una diocesi perché la scuola è un ponte tra i problemi del luogo e una riflessione che vuole essere una provocazione anche positiva per la realtà pastorale, in modo tale che la gente si renda conto che i suoi problemi sono ascoltati, contemporaneamente però i problemi purificano la Chiesa e la rendono capace di essere più serva, più padre e più maestro. Il cuore della scuola è proprio questo, questa mater et magistra, un cuore di madre che ascolta e una mente di maestra che illumina. Quello che il Papa dice caritas et veritas, perché il punto di riferimento di tutta la scuola sarà proprio la caritas et veritas. E quindi dentro questa dimensione l'esperienza della scuola è estremamente preziosa, ma chiede però di essere condivisa, diffusiva, capace di incidere, di non essere accademica e nemmeno di essere praticone. Quindi dovrà avere un taglio contemporaneamente, ripeto, acuto, alto, di dimensione, ma anche concreto e profondamente cordiale di ascolto. Non è facile mettere insieme le due dimensioni. Ascolto, è chiaro che la Chiesa ha un compito e un impegno pastorale, ma di fronte a questi avvenimenti, anche la crisi, mancanza del lavoro, mancanza anche di fiducia, di speranza dei giovani, che cosa si può chiedere o che cosa la politica dovrebbe fare in questo momento di crisi che sicuramente è più generale, sicuramente non è legata solo alla diocesi di Pozzuoli? Risposte immediate non sono facili, ma credo che la cosa principale è che la Chiesa ascolti, accompagni, condivida e pianga, spesso anche con chi piange. Come dice Paolo Romani 12, piangere con chi piangere, avere speranza con chi è carente di essa e affrontando il male con il bene. Quindi mai cedere a un discorso populistico, contemporaneamente essere sempre attenta alle situazioni e davanti alle realtà del mondo del lavoro occorrono tre cose per i giovani. La prima è di chiamarli a mente sempre alta, quindi i giovani vanno ben preparati, vanno tenuti attenti, la qualità ci deve essere, l'impegno formativo deve essere essenziale, devono essere capaci di dare il meglio di sé. Quindi la scuola deve essere altamente progettuale. Mai se la società abbassa la meta in questo momento. Secondo, la politica deve essere attenta, non si può vivere in questo modo quasi che il precariato fosse una cosa di cui io non mi occupo. A rivedere per esempio tante iniziative a grande livello europeo, per esempio è giusto che le pensioni vadano aumentando l'età e non si dia, oppure è giusto ad esempio che i ragazzi abbiano nulla risposta mentre i pensionati abbiano sempre di più, e forse bisogna ribilanciare la società, dare meno soldi ai pensionati che ai giovani, investire di più su di loro, per cercare di dare delle risposte positive, propositive, cose che la politica sta facendo con estrema lentezza. Il terzo elemento, fare in modo che, purificata dai problemi dei giovani, la politica cambi se stessa e quindi sappia essere aiutata a migliorare, perché se i giovani con i loro problemi non incidono sulla politica, la politica diventa una cosa addirittura lontana, a tratti anche non vera, poco politica. Se invece i problemi incidono sulla politica, la politica purifica e i problemi vengono risolti. Ultimo elemento importantissimo è che tutti insieme dobbiamo allearsi. La problematica dei giovani chiede un'alleanza strategica di società e quindi non più uno scaricabarile tra le istituzioni, ma un collegamento insieme. E poi essere capaci sempre di amare molto la propria terra, dare risposte di qualità,
essere efficaci, per esempio iniziare anche iniziative piccole, possono essere piccole cooperative, però farle non risolveranno il problema, ma sono segno di un albero nuovo. Ecco, tante cose, l'importante è non restare passivi. Grazie. Grazie.